Grazie. Nel frattempo non soltanto è cambiata l'etichetta, è cambiato anche il mio incarico perché sono diventato il segretario dell'ordine. Comunque, porto il saluto dell'ordine dei giornalisti e del suo presidente Gianluca Amadori, che essendo il cronista di giudiziaria del Gazzettino è impegnato in aule meno solenni e con compiti meno gradevoli. Io, a dirvi il vero, quando ero stato incaricato di sostituirlo avevo pensato di preparare uno di quei saluti un po' standard che l'ordine dei giornalisti porta agli altri ordini professionali, dove, cambiati i termini tecnici che sono da cambiare, un po' si ragiona sempre sui rapporti tra i due ordini. Se non che 3 settimane fa mi sono trovato casualmente a pranzo accanto a Mauro Pertile, che è l'addetto stampa di questo vostro congresso o convegno, il quale mi ha detto che sarebbe stato molto gradito se io fossi avuto la capacità di entrare un po' nel tema del convegno, anche perché i media vi erano chiamati in causa nella stessa cartellina introduttiva da una delle frasi di Richard Gordon sull'aura di fascino che i media stanno creando attorno all'anoressia. E io gli ho risposto con quella che lui ha preso come una battuta, e non era una battuta. Cioè, cominciavo parlando di Santa Caterina da Siena, di cui avevamo celebrato pochi giorni prima la ricorrenza liturgica. Non era una battuta perché Santa Caterina da Siena è l'esempio massimo di quella pattuglia di santi digiunatrici, canonizzati in genere fra il 200 e il 400, non oltre, i cui comportamenti alimentari sono praticamente quelli dell'anoressia, come si trova, se voi li conoscete meglio di me, visto che sono saggi di psicologi, sui comportamenti alimentari di queste sante digiunatrici, che Santa Caterina da Siena, lo ricordo per chi per caso non lo sapesse, era una che non mangiava e aveva cominciato da piccola per ribellione alla madre a buttare la carne sotto il tavolo. Da grande mangiava soltanto quelle che il biografo definisce erbe crude, cioè immagino verdure e frutta, che si premurava subito dopo di sputare e eventualmente anche di provocarne il rigetto. Tanto che lo stesso suo padre spirituale, che mi sembra si chiamasse frate Tommaso dei Domenicani, si interrogava in termini piuttosto rudimentali, ma termini dell'epoca, se la sua protetta fosse una santa o fosse una pazza. Oggi noi ragioniamo in termini diversi, cioè potremmo domandarci se queste sante digiunatrici erano digiunatrici o erano anoressiche. Perché la chiamo in causa? Perché i media dell'epoca non c'erano i quotidiani, ma c'erano i predicatori, c'erano gli agiografi, c'erano le vite dei santi, c'erano i confessori, c'erano i libri di devozione. Elogiavano questi comportamenti di digiuno e di rifiuto del cibo come delle virtù. In realtà noi oggi, ripensandoci, alla luce delle conoscenze scientifiche, possiamo domandarci se, fatta salvo ovviamente la santità delle persone, non fossero comportamenti di tipo anoressico. Allora dove sta il confine dell'opera dei media? A parte il fatto che per parlare di media dovremmo discutere, perché altro può essere un quotidiano, altro può essere la televisione. È indubbio che i modelli fisici, i modelli di comportamento che oggi vengono proposti pongono il problema di questo confine, di questo limite. Perché quando io sfoglio un magazine femminile e trovo 120 pagine dedicate alla moda del prossimo estate, tutti presentati da indossatrici filiforme, è chiaro che a un certo punto nella testa della lettrice, ma anche del lettore, entra in maniera diretta o in maniera subliminale il concetto che quello possa essere l'esempio da seguire se si vuole indossare bene un vestito. Non parlo del dilagare della prova costume, che era di attualità quando abbiamo scambiato 2 parole con Mauro Pertile, in questo momento non è più di attualità, ma anche in questo momento continua a rimbalzarci, basta andare a guardare un'edicola dalle copertine che ci regalano le visioni delle dive o delle top model alla loro prima uscita in spiaggia, con o senza marito, con o senza figli, eccetera, eccetera. Allora ecco il problema che si pone per un operatore dei media è, dice, dov'è che io posso sbagliare? Dov'è che l'indicazione che io posso dare di un modello fisico, di una dieta, c'è anche questo, dov'è che rischio di sconfinare?
Ecco, è un interrogativo che il giornalista si pone e che io rilancio un po' a voi per l'avvio di un dialogo sul quale concludo tra un minuto. Perché d'altra parte, sempre Richard Gordon parla anche di sindrome culturale e di distorta visione. No, scusa, il vostro convegno parla di sindrome culturale e Richard Gordon lo fa riecheggiare con la distorta immagine del corpo femminile. Io che ho una certa età, molti di voi forse non ricordano, beate voi, ricordo come alla fine degli anni 60 fosse esploso a livello europeo il modello fisico di un'illustratrice chiamata Twiggy, e la quale faceva la testimonia di un indumento nuovo chiamato minigonna. La domanda che mi pongo, e qui c'entrano di mezzo i media, è stata Twiggy assieme a Mary Quant a imporre un modello fisico e un particolare indumento, o è stata la vivace Londra di fine anni 60 a proporre quel modello femminile e quel tipo di indumento? Punto interrogativo. E i media a questo punto dove si pongono? I media a questo punto non possono che porsi in rapporto con coloro che studiano questi problemi, in questo caso l'ordine dei psicologi. Concludo, noi organizziamo ogni anno, come ordine dei giornalisti, 100-110 incontri di aggiornamento professionale e di formazione. Dobbiamo farlo perché il Veneto è una regione paurosamente policentrica, la sua capitale è maledettamente decentrata, difficile da raggiungere, credo che molti di voi abbiano fatto fatica ad arrivare a Venezia e poi arrivare al Tenero Veneto, quindi dobbiamo andare in giro per il Veneto a proporre questi incontri. Con la dottoressa Galbussera già si è fatto un incontro a Padova, se non sbaglio, sul tema della ludopatia. Ecco, io vorrei proporre modestamente, anche perché il nostro ordine è in fase di scadenza di mandato, perché non proviamo a organizzare un paio di incontri nei quali gli psicologi spieghino ai giornalisti, non quelli specializzati, quelli sono già imparati, ma quelli che ogni giorno sono costretti a correre dalla questura al comune, dal vescovado alla Camera di Commercio, alla strada con le buche, a questi qui a spiegare bene le terminologie, le problematiche, perché l'anoressia e la bulimia non sono soltanto un fatto così che riguarda, sono cause di morte, come ricordavate anche voi prima, sono cause di devianza mentale. Ecco, e i giornalisti, se sbagliano in questo, lo fanno, ripeto, credo più per l'improvvisazione, l'impreparazione, la fretta, la superficialità con cui spesso si lavora, non certo per cattiveria. Per cui l'appello sarebbe: aiutateci a sbagliare di meno se possibile, aiutateci a saper distinguere fra la santa digiunatrice e la santa anoressica. E buon lavoro.